Naturalmente io vi porto il mio saluto di tutta l'amministrazione di Mareto di Tomba, ma in realtà saluto e porto anche il saluto assieme degli colleghi sindaci di Ivan Donati, sindaco di Sedegliano, Marco Del Negro, sindaco di Basiliano, e Luca Picco, sindaco di Flaivano. Perché? Perché come azioni oggi partecipiamo a questa festa, che è la festa sicuramente di San Marco per i motivi che diceva Paola prima, ma in realtà è stato preso come momento simbolico per la festa di un progetto nuovo che è partito di fatto lo scorso autunno, ed è il progetto del pane e farina da Friuli di Miege, che ha preso spunto da quanto è avvenuto 4 anni a questa parte, quindi dall'idea di lavorare su una filiera locale dell'agricoltura e del pane in particolare, ma che in realtà trova tanti progetti simili che stanno nascendo in giro per il Friuli. Noi come amministrazione abbiamo cercato di raccogliere questa sfida, partendo da quello che è il nostro territorio. Noi siamo comuni fondamentalmente rurali, no? Zone dove l'agricoltura rappresenta una parte importante, no, del nostro modo di essere, che non è solo una questione di attività economica, ma fa parte proprio del nostro rapporto con il territorio, no? E quindi abbiamo ragionato come amministrazioni su che tipo di agricoltura vogliamo per il nostro territorio. Abbiamo pensato che sia importante in questo momento storico, provare a inventarsi qualcosa di nuovo, perché quello che sta succedendo a livello, diciamo così, di agricoltura normale non pensiamo possa essere qualcosa di sostenibile, né dal punto di vista ambientale, no? E né dal punto di vista economico, ormai anche per le nostre aziende agricole. Non so chi di voi ha visto le quotazioni sulla borsa di Bologna o di Milano di questa settimana del frumento. Mi sembra fosse attorno ai 14-15 euro al quintale, no? 14-15 euro al quintale vuol dire abbondantemente al di sotto dei costi di produzione, no? Per un tipo di frumento tra l'altro ad alti input chimici, energetici, eccetera. Allora abbiamo pensato che potevamo pensare appunto a qualcosa di diverso. Ci siamo messi in rete, abbiamo costituito un'unica commissione agricoltura in 4 comuni, cosa che per noi è venuta quasi spontanea, perché per fortuna stiamo lavorando davvero bene assieme, però ci dicono che non è poi così scontato riuscire a lavorare assieme. Invece ci stiamo riuscendo, abbiamo lanciato questa proposta e a questa proposta hanno aderito 13 aziende agricole dei nostri comuni, che hanno messo a disposizione 24 ettari che quest'anno sono stati seminati a frumento. Frumento coltivato con tecniche dell'agricoltura biologica o biodinamica, quindi senza utilizzo di pesticidi o fertilizzanti chimici, e che sono stati messi a disposizione di questa filiera. Quindi oltre alle aziende agricole stiamo lavorando assieme ai centri di stoccaggio, stiamo lavorando assieme ai mulini, stiamo lavorando assieme ai panifici, ai piccoli esercizi commerciali del nostro territorio che compongono questa filiera. Con una sfida ancora più grande, oltre a quella di lavorare con tecniche appunto dell'agricoltura biologica, e cioè quella di costruire il prezzo finale del pane e della farina assieme a tutti i soggetti di questa filiera. Quindi cercando di capire con gli agricoltori quali sono i costi di produzione e di remunerazione degli investimenti che vengono fatti, e questo andando avanti così appunto per tutta questa filiera, no? E questa è una sfida importante che ad oggi ci ha portati appunto ad avere 13 aziende, 24 ettari, e in questi giorni, gli ultimi raccolti saranno fatti domani, avremo dai 700 agli 800 quintali di frumento stoccati qui alla Cereal Tecnica di Mareto di Tomba, che ha aderito a questo progetto, e a settembre partiremo poi con la distribuzione. Oggi vedete che ci sono fotografi, audio, video, insomma c'è un po' di tutto. Perché? Perché stiamo raccogliendo questi materiali per realizzare poi appunto una serie di prodotti in qualche modo che ci permettono di far conoscere questo progetto alla gente del nostro territorio, perché poi la sfida grossa oggi è proprio quella, no? Quella di riuscire a coinvolgere le persone. Il progetto di San Marco ha funzionato, quello di Dolegna sta funzionando, perché? Perché i cittadini, le persone che abitano i nostri luoghi condividono questo percorso e quindi sanno che il valore aggiunto del pane e della farina che consumano con questo progetto è il valore che ha a che fare con la nostra identità locale, col nostro senso di comunità, con le relazioni che come oggi riusciamo a costruire, no? Però continueremo proprio perché vorremmo che a questo patto aderissero quante più persone possibile, e quindi quante più famiglie, quanti più cittadini possibile che si impegnino, come gli agricoltori si sono impegnati a lavorare secondo certi criteri questi terreni, a comprare il pane, a comprare la farina al prezzo che concorderemo assieme a chi ha prodotto, no? Questa è una sfida epocale, perché vuol dire
mettersi fuori dalle regole del mercato, mettersi fuori dalle regole di chi fissa il prezzo del frumento a Chicago in questi giorni, pensando a quello che verrà valutato a ottobre, no, sulle nostre piazze, perché questo sta succedendo, no? E vuol dire lanciare una sfida.